Buongiorno a tutte le autorità presenti e gentili ospiti. È con immenso piacere che do il benvenuto qui oggi nella Casa dei Veneti all'assessore alla cultura del Comune di Belluno, dottor Adamiano, e al dottor Rosini che ci segue da casa perché oggi era impossibilitato, ma diciamo che è qui con noi, e alla dottoressa D'Alessio, per presentare la meravigliosa mostra in corso a Belluno a Palazzo Fulcis dal 19 aprile al 29 giugno. Dal 19 aprile al 29 giugno 2025, Palazzo Fulcis si trasforma nella factory di Andy Warhol, accogliendo una mostra che va ben oltre la semplice esposizione di opere d'arte. Andy Warhol, Love Pop, Icons and Masterpiece. È un racconto visivo ed emozionale, un viaggio intimo che si distingue per l'approccio personale e divulgativo del curatore Gianfranco Rosini, profondo conoscitore dell'artista di Pittsburgh e testimone diretto di molte delle sue vicende artistiche e personali. 50 anni di studio, una rete di relazioni dirette con i protagonisti della scena artistica newyorkese e un'incessante attività espositiva. L'impegno del dottor Rosini ha permesso non solo di preservare, ma anche di attualizzare il linguaggio visivo e concettuale di Andy Warhol. La sua azione curatoriale si fonda su un equilibrio costante tra rigore scientifico e apertura divulgativa, portando la pop art oltre la sua epoca per farla dialogare con il presente. Con 117 opere selezionate dalla prestigiosa Rosini Gutman Collection, la mostra si propone non solo di documentare, ma di evocare lo spirito autentico di Warhol. Il suo sguardo sulla contemporaneità, la sua capacità di trasformare il quotidiano in icona, non una classica antologia ordinata per temi e cronologie, ma un'esperienza immersiva, costruita come racconto per immagini, dove il filo conduttore è il legame diretto tra le opere, il loro contesto e la vita dell'artista. La Rosini Gutman Collection, attraverso esposizioni in 26 musei pubblici e sedi di prestigio come il Salone degli Incanti di Trieste e l'Imago Museum di Pescara, ha attirato milioni di visitatori e ha consolidato un'eredità culturale globale, trasformando la visione di Warhol in una lente attraverso cui leggere i cambiamenti sociali e artistici del nostro tempo. Mi preme sottolineare come ci sia stata una sinergia straordinaria tra mondo economico bellunese e amministrazione comunale per rendere possibile questa mostra d'arte straordinaria, e ad entrambi va il mio plauso, in particolar modo all'assessore Adamiano, che si è speso profondamente per questo progetto. È stato infatti il mecenatismo d'impresa a portare Warhol a Belluno. Ben 24 aziende si sono unite per la cultura, realizzando plasticamente il tanto decantato principio di sussidiarietà. 24 imprese, un solo obiettivo: sostenere l'arte e rendere la cultura motore di sviluppo territoriale. È grazie al contributo di un gruppo coeso e lungimirante di realtà imprenditoriali che la mostra Andy Warhol Love Pop ha potuto vedere la luce. Non solo visibilità dunque per le aziende, ma un vero e proprio atto di amore per il territorio, tangibile e concreto. Un sentimento condiviso anche dal curatore Gianfranco Rosini, che ha sottolineato come questo progetto rappresenti un esempio virtuoso di collaborazione tra privati per il bene comune, in perfetta sintonia con lo spirito della pop art, che è arte del quotidiano, accessibile e condivisa. Dall'industria alla grande distribuzione, dal mondo assicurativo all'agroalimentare fino al settore dell'energia e della sanità. I nomi coinvolti sono espressione di un tessuto produttivo dinamico, radicato e attento alle esigenze culturali del territorio. Le aziende hanno messo a disposizione risorse, competenze e visione, dimostrando che fare impresa può significare anche generare valore culturale e sociale. Siamo qui oggi per dare il giusto riconoscimento, il giusto tributo a questa felice sinergia tra pubblico e privato, tra amministrazione comunale ed imprese del territorio, per affermare come la politica faccia giustamente oggi da cassa di risonanza di questa buona pratica del territorio. Voglio ribadire poi un concetto che mi sta molto a cuore, che è quello della filiera per noi amministratori. L'assessore Adamiano sa di poter contare sia sul livello regionale sia su quello nazionale, e come Fratelli d'Italia per dare risposte precise ed esaurienti alle istanze del territorio. Solo operando in filiera riusciamo a fare da moltiplicatore alle esperienze virtuose espresse dai territori e cercare di soddisfare i bisogni e le esigenze delle nostre comunità e dei nostri mondi produttivi.
Ora non mi dilungo oltre e lascio la parola all'assessore Adamiano, che ringrazio unitamente al sindaco di Belluno De Pellegrin e tutto il personale amministrativo che ha lavorato a questa bellissima mostra, che sarà un'esperienza per le prossime settimane. Benvenuti a tutti e la parola all'assessore Damiano. Grazie. Buongiorno e quasi tutto è stato detto dal Presidente Luca Spavanetto, che naturalmente ringrazio a nome mio personale, perché ci lega anche un'amicizia, non solo un rapporto istituzionale, ma anche da parte dell'intera amministrazione del Comune di Belluno, che è orgogliosa di poter presentare qui in questa sede così prestigiosa una mostra altrettanto prestigiosa, il cui titolo già parla da sé: Andy Warhol, Love Pop, Icons and Masterpieces, dove la parola chiave è love, cioè amore, amore per il territorio, amore per l'arte, amore per la cultura, per il bene comune che soltanto appunto la cultura può dare. Come è stato evidenziato da Lucas, questa mostra è anche il frutto di una proficua e assolutamente lungimirante sinergia tra il pubblico e il privato, in ossequio al principio di sussidiarietà stabilito dalla Costituzione. 24 sponsors privati che si sono uniti per offrire una proposta culturale di elevato spessore insieme al Comune di Belluno e in particolar modo all'assessorato alla cultura a favore della nostra comunità e non soltanto della nostra comunità, perché è di pochissimi giorni fa la cifra raggiunta di 6.000 visitatori, che per la piccola grande città di Belluno, perla delle Dolomiti, è un numero assai significativo, e in questi numeri si possono leggere tante persone da tante parti d'Italia, da tante parti del mondo, Stati Uniti, Giappone, Bulgaria, Germania, ma anche a livello intergenerazionale, perché abbiamo persone molto molto giovani, così come persone diversamente giovani un po' più in là negli anni, ma tutti hanno potuto apprezzare questa mostra così iconica, tra le più iconiche che la città capoluogo delle Dolomiti ha saputo ospitare negli ultimi decenni. È anche una mostra che rappresenta in maniera assolutamente virtuosa e proficua una contaminazione tra il passato e il presente, ed è davvero un viaggio, un'avventura, una narrazione esperienziale nell'ambito dell'esistenza e della produzione artistica del genio di Pittsburgh, purtroppo morto troppo presto nel 1987. Devo anche in questa sede ringraziare naturalmente Gianfranco Rosini e la sua casa di collezione, perché è lui che ha permesso la realizzazione, dando materialmente le opere. Sono 117 tra documenti e opere che sono alla visione di tutti i cittadini che vorranno visitare non soltanto appunto la mostra, ma anche il nostro meraviglioso museo Fulgis in pieno centro cittadino, in un dialogo ideale tra museo e Teatro Bruzzatti, che è esattamente di fronte al museo. Mi piace ricordare la circostanza che pochi giorni fa è venuta in visita quella che è stata per antonomasia la musa ispiratrice di Andy Warhol, cioè Regina Schrecker, una modella tedesca che ci ha raccontato anche dell'intimità di Andy Warhol, e una cosa in particolare ci ha molto colpito, mi ha molto colpito, il fatto che lei sosteneva che Andy Warhol fosse un perfezionista, un uomo che non si accontentava mai e che cercava sempre il massimo dalla sua produzione artistica, fosse essa un'opera singola o, come spesso gli è capitato, opere di natura seriale. Del resto è lo stesso Andy Warhol che in una famosa intervista a Swanson negli anni 70 negli Stati Uniti d'America ha affermato che tutto è fantasia e quindi tutto è possibile da parte di ciascuno di noi, ed è pure questa una chiave di lettura fondamentale per interpretare al meglio questa mostra. Dicevo, la mostra che è contaminazione, perché è in un palazzo settecentesco nel pieno centro cittadino, che è a sua volta uno scrigno di tesori, contenuto e contenitori, e tutto questo per il bene della città di Belluno, di questa città che è una città cosiddetta splendente, lo tradisce anche l'etimologia del nome, nel cuore delle Dolomiti. Ovviamente questa mostra non è soltanto cultura con la C maiuscola, ma è anche tanto e positivo indotto per il turismo, per il commercio e quindi per l'intero territorio nel cuore delle Dolomiti. Ecco, Andy Warhol permette di capire, grazie alla sua produzione artistica così variegata e poliedrica, anche la società dei consumi, la società della globalizzazione e quindi la natura intima dell'uomo e della collettività. Ci sono tanti temi rispetto ai quali lui è stato all'avanguardia: la tutela degli animali, il contrasto ai mali, a uno dei mali del secolo, i tumori, ma non soltanto, e anche
un modo per dare una definizione compiuta alla tutela della dignità dell'uomo. E in questo senso vale ancora una volta la pena di citare un disposto della nostra Carta Costituzionale, l'articolo 9, posto che pochi giorni fa è stata la festa della Repubblica, in cui è esplicitato un principio che per noi tutti amministratori pubblici, ma anche per i cittadini, è un mantra. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la Repubblica siamo tutti noi. Ecco perché è bene che ci sia questa filiera di cui ha fatto correttamente menzione il Presidente Pavanetto, nel senso di dire che il Comune, la Regione e lo Stato centrale sono tutti uniti per promuovere, sviluppare, tutelare e incrementare l'offerta culturale a livello locale così come a livello nazionale. Concludo ringraziando di nuovo per questa opportunità e invitando tutte voi e tutti voi a venire a Belluno e a vedere questa mostra e a vedere il meraviglioso Palazzo Fulcis, con 2 citazioni sull'arte e sulla cultura, sulla vera essenza di questi 2 sostantivi che hanno un significato pregno e profondo. L'arte, diceva qualcuno, non ha epoca, è l'emozione che dorme su guanciali di eternità, arte come emozione pura. E l'altra è una definizione di un giornalista italiano contemporaneo che io sposo in pieno. La cultura è l'unica droga che crea indipendenza. Vi aspettiamo a Belluno a braccia aperte. Grazie. Passiamo la parola alla dottoressa D'Alessio. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Io rappresento lo studio Swing, studio di comunicazione di Belluno, che si è occupato a tutti gli effetti della parte organizzativa e di realizzazione di questa bellissima mostra che ci sta dando appunto molta soddisfazione. E il lavoro dello studio si colloca tra l'intenzione e la realizzazione di questo progetto. L'intenzione è stata l'incontro con la collezione Rosini Gutman, quindi il desiderio di portare a Belluno una mostra che potesse anche avere un'accezione molto comunicativa, molto forte e che potesse portare tra gli obiettivi non solo i bellunesi all'interno del museo, ma anche, come abbiamo visto fortunatamente, persone da altre zone. E il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di appunto incontrare le aziende sul territorio, quindi abbiamo fatto un lavoro a tutti gli effetti di fundraising, se vogliamo usare un tecnicismo, comunque di raccolta fondi, quindi di ricerca e coinvolgimento delle aziende sul territorio. Con nostro stupore abbiamo trovato molto entusiasmo e volontà di creare qualcosa di concreto che portasse appunto valore alla città e ai territori limitrofi. Abbiamo trovato molto entusiasmo e quindi per la prima parte del lavoro è stata quella di incontrare le aziende, presentare il progetto e creare fondamentalmente quello che è diventato poi il gruppo dei 24 imprenditori che oggi mi sento di rappresentare. E abbiamo poi fondamentalmente comunicato e proposto al Comune, che ha ben accolto immediatamente quella che è stata la proposta del progetto, e insieme abbiamo lavorato per la realizzazione e organizzazione. Quindi gli attori sono sicuramente gli imprenditori, il Comune e Rosini Gutman nella persona di Gianfranco Rosini. Tutta la comunicazione che è stata fatta, quindi in piano comunicativo, è stato spalmato su tutto il Triveneto e i numeri ci hanno dato ragione, visto che abbiamo raggiunto gli obiettivi, stiamo raggiungendo gli obiettivi che ci siamo prefissati. C'è stata una campagna offline, quindi affissioni, stampa, e tutta la parte online naturalmente. È stato deciso di utilizzare la Liza Minnelli, che è una delle rare opere che si trovano appunto oggi in mostra, e tutta la comunicazione che vediamo oggi appunto esposta è stata vagliata dalla Andy Warhol Foundation, che ci ha dato tutte le conferme per poter utilizzare questo tipo di comunicazione. E oggi, come ha detto l'assessore Damiano, siamo intorno, abbiamo anche superato il numero dei 6.000 visitatori, quindi possiamo raccogliere non solo l'entusiasmo dell'amministrazione che ha raggiunto l'obiettivo, ma anche degli imprenditori che hanno creduto moltissimo
appunto nel raggiungimento e nella realizzazione di questo progetto. Vorrei aggiungere una dichiarazione del curatore, visto che non è potuto essere presente, un virgolettato così: come curatore della mostra e grande appassionato di Warhol e della pop art, sono molto soddisfatto dei risultati di affluenza e ancora di più dei feedback che ci stanno arrivando dai visitatori. Dichiara Gianfranco Rosini: sono sicuro che da qui al 29 giugno altre soddisfazioni arriveranno. Per me questa prima esperienza in terra bellunese si attesta come positiva e con entusiasmo mi metto a disposizione di nuovi progetti futuri. Ecco, quello un po' che ci auguriamo sia con l'amministrazione che anche dalla parte privata, è che sia uno dei tanti progetti futuri che possano portare ricchezza e interesse alla nostra città. Grazie. Io ringrazio naturalmente l'assessore Adamiano e la dottoressa D'Alessio. Un particolare ringraziamento, perché non è potuto essere qui con noi, al dottor Rosini, e naturalmente aspettiamo tutti tanta gente alla mostra, naturalmente, perché l'assessore prima ha fatto trasparire qualcosa ed è giusto che sia così. C'è stato un lavoro importante e che ha portato una cosa che, soprattutto su una città come Belluno, che non è centrale, non è, diciamo, comoda, diciamo, dal punto di vista di poter essere raggiunta, oggi invece diventa non solo cuore delle Dolomiti, ma è anche il punto, il cuore della cultura in questo momento, con questa mostra che va oltre le aspettative. Quindi ringraziamo le amministrazioni in generale che si mettono a disposizione, ma che riescono poi, come si è detto prima, a fare anche rete sul territorio e a far capire che l'amministrazione pubblica e gli enti privati non sono due cose separate, ma quando lavorano insieme possono solo far crescere il territorio. Quindi grazie a voi, e naturalmente aspettiamo tutti quelli che ci seguono e ci seguiranno anche con le registrazioni, che potranno vederle con calma e con tranquillità, visto l'orario di lavoro, a Belluno, insomma, per questa mostra. Grazie ancora da parte del Consiglio regionale.